Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, poi come ogni venerdì sacrosanta la presenza dei nostri partner dello SPCGIL, comunque del sindacato della CGIL, perché bisogna fare il punto su tante situazioni, più passa il tempo più diventano anche emergenze anche di carattere sociale oltre che naturalmente economico. Allora, interlocutori odierni, qui in studio abbiamo il piacere di riavere Fulvio Dal Zio, segretario dello SPCGIL del Veneto, segretario organizzativo se non sbaglio, sì. Ben arrivato qui con noi. Collegato da remoto Paolo Righetti, invece Righetto della segreteria della CGIL del Veneto. Ben arrivato anche a lei, segretario. Buongiorno Elena, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, in base a come ci siamo gettati, incomincia Paolo Righetti da remoto stavolta la trasmissione, un po' facendo il punto della situazione attuale che comunque va in qualche modo a intaccare certe dinamiche, poi entreremo nello specifico sempre più della piattaforma fiscale, che comunque è correlata in certo qual modo a quel che si verifica in questi giorni. Lei ha competenza anche nel settore sanità e sociale. Sì. Quindi sì. cosa la vede in questo momento? Direi che siamo purtroppo di nuovo dentro a una situazione di emergenza sanitaria fortemente critica che rischia di riprodurre e accentuare ulteriormente anche le conseguenze sul piano economico, produttivo, occupazionale e sociale. Si potrebbero dire molte cose, io dico che tornano centrali i temi che come organizzazione sindacale, come CGIL, abbiamo posto anche nell'emergenza di febbraio-marzo, centralità del lavoro in sicurezza, centralità del potenziamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, penso a tutta la parte dell'assistenza territoriale, per dare una risposta più efficace possibile a un'emergenza che sta crescendo anche in termini di accessi alle strutture sanitarie e in termini di risposta alle patologie che purtroppo anche gravi che possono determinarsi. Nello stesso tempo dobbiamo pensare a mettere in campo tutti gli strumenti di sostegno ai settori economici e di ammortizzazione sociale necessari fino a quando non passerà questa emergenza. Sono stati prorogati, vero, fino a oltre fine anno? Oltre fine anno è probabile, molto probabile di sì, non è un caso che noi fra i temi che stiamo ponendo c'è contestualmente il sostegno alle categorie economiche che probabilmente saranno più penalizzate da nuovi interventi restrittivi, da nuovi interventi di chiusura o di limitazione, e stiamo riproponendo l'assoluta necessità di collegare le misure di blocco dei licenziamenti e di sostegno al reddito a tutto il periodo che sarà necessario in relazione al periodo di emergenza che si sta riproponendo. Non è pensabile che si possa dire a fine anno si tira via il blocco dei licenziamenti perché non può non esserci un collegamento con la situazione effettiva e reale. Certo. Ovviamente dire questo significa che la priorità nell'utilizzo delle risorse, delle tante che sono già state stanziate in questo anno e delle prossime che speriamo arrivino il più presto possibile dal canale europeo, debbano partire innanzitutto da queste priorità e da queste necessità e poi certamente indirizzarsi verso percorsi selezionati di crescita, certo, di sostegno agli investimenti, in una logica e una prospettiva, come tutti dicono, insomma, sì. di innovazione tecnologica, di sostenibilità, perché abbiamo una possibile telefonata. rilancio. Sì. La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Da dove chiama? Sì, buongiorno, siamo da Abano. Perfetto, sì. Aspetti un secondo, chiedo della regia se ci possono alzare un po' il volume perché la sentiamo piano. Ecco, sì. Dica. Ecco, telefono da Abano, sono Sebastiano. Io lavoro presso un hotel di Abano, naturalmente ancora stiamo attendendo la cassa integrazione di giugno, luglio e agosto. Cioè il governo ora ci invita di stare a casa. Come facciamo a stare a casa se i soldi non arrivano? Cioè io invito al governo di andare lui a casa perché lo dobbiamo votare i cittadini governo.
abbiamo un governo che non è stato eletto dai cittadini, quindi lui dice di stare a noi a casa, io lo invito di andare lui a casa, siamo disperati, non possono più chiudere, stanno creando una bomba sociale, devono stare attenti perché la gente ormai non abbiamo più una lira, non abbiamo niente da perdere, quindi il governo o dà soldi a raffica, non a parole ma con i fatti, oppure a casa ci va lui, noi usciremo comunque, ci fanno le multe, ci denunciano, ci mandano in galera, bene, tanto ormai faranno uscire sicuramente, a noi ci tengono chiusi in casa, i mafiosi li liberano di nuovo, vedrà che succederà così, spero di no, ma la gente ormai è disperata di questi che chiacchierano per niente. Grazie. Grazie a lei del suo intervento. Per lo sfogo, grazie. Scherzo assolutamente, no? Telefonate pure. Allora, il signore lavoratore di Abano esprime un sentimento di cui accennavo prima, proprio prima della trasmissione, senza sapere della telefonata, che ho percepito anch'io parlando con i rappresentanti delle categorie. Chiedo a entrambi adesso, c'è un malessere diffuso, il governo secondo me chiudendo tutto ci si lava le mani, perché tanto cassa integrazione i soldi non arrivano, la gente sta sempre peggio, vede che addirittura si chiudono le attività o si fa di tutto per scoraggiare qualsiasi tipo di movimento economico che dir si voglia, senza venire incontro alle esigenze reali del Paese. Poi il discorso che comunque il governo sia stato voluto o non voluto, ci siano stati mescolamenti strani e che magari non soddisfi le aspettative dopo mesi estivi in cui poteva provvedere, organizzarsi, fare. C'è malessere, l'hanno colto anche i giornali, l'hanno sottolineato diverse inchieste. Siamo in prossimità del secondo lockdown e stiamo aspettando ancora la potenza di fuoco del primo, per quello che mettono l'esercito ora, perché sanno che arriverà e che ci si rivolta. Allora, malessere, chiedo anche a lei, Fulvio Del Zio, malessere forte, è stato proprio diagnosticato a più livelli, poi quando questo scoppia c'è poco da fare, altro che Covid. Voi siete le parti sociali. Io capisco, meglio, giustamente Sebastiano alla fine, scusate lo sfogo, posso comprendere lo sfogo. È per questo che noi, come diceva anche Paolo nel suo intervento, lavoriamo e chiediamo insomma di mettere in atto tutti quei provvedimenti che evitino una recrudescenza della tensione sociale di cui non c'è assolutamente bisogno. Ricordo che, a onor del vero, già durante la fase di lockdown, a me non piace usare la parola coprifuoco, preferisco usare la parola lockdown perché anche le parole hanno un suo significato. Anche durante la chiusura di marzo-aprile c'erano stati inizi, se non ricordo male, in Sicilia, a Palermo, di persone che assaltavano i supermercati, poi tutti a dire che ci sarà un'esplosione del conflitto sociale. Ma è arrivata l'estate, sta salvato tutto. A settembre. Io penso che, e anche questi in parte sono stati criticati, c'è tutta una prima fase, il governo e con noi insomma, che abbiamo fatto i protocolli per mettere in sicurezza il lavoro, si è lavorato, si è tentato di distribuire, magari anche in maniera sbagliata, risorse a pioggia per cercare appunto di limitare il più possibile l'esplosione di tensioni sociali, e credo che questo sia stato fatto ed è importante riconoscerlo. Oggi siamo in una situazione, guardate, che dal mio punto di vista questa è una situazione peggiore di marzo e aprile, perché appunto marzo e aprile avevamo chiuso, gli ospedali non reggevano più la situazione, l'afflusso, ci ricordiamo tutti purtroppo dei camion che trasportavano le bare nei vari cimiteri, nei vari forni che erano attrezzati, perché c'erano aree del paese che non reggevano più la situazione. Io credo che sia importante evitare di arrivare a quelle situazioni, sapendo che
non è possibile chiudere, perché significherebbe mettere in ginocchio l'economia e quindi il lavoro però e quindi, le tensioni sociali. Per questo, se si vuole evitare situazioni, provvedimenti ben più drastici, appunto la chiusura totale, io credo sia necessario una serie di provvedimenti del governo e delle regioni, di tutti. Intanto ci deve essere più concordia, perché in una situazione del genere ci deve essere concordia tra i livelli istituzionali, basta con conflitti molte volte strumentali. Dall'altra parte ci devono essere, come dire, anche attenzione da parte di tutti noi nel mantenere le distanze, evitare assembramenti, usare i dispositivi, mascherine, lavarsi, igienizzare gli ambienti, cioè tutte quelle cose che servono per evitare il più possibile i contagi. Nello stesso tempo, dall'altra parte, come dire, continuare a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e soprattutto evitare, come dire, di soffiare sul fuoco. Allora, il blocco dei licenziamenti, come diceva Paolo, deve essere valido fin tanto che c'è questa situazione e quindi c'è il provvedimento, la possibilità della cassa integrazione, che è vero che l'INPS è stato in ritardo, la cosa è risaputa, però insomma e sono stati anche erogati la stragrande maggioranza. Ci sono delle situazioni che sono difficili. Dall'altra parte però insomma io chiamerei tutti a un senso di responsabilità al fine di evitare l'insorgere di tensioni sociali. Mi permetta di dire che l'atteggiamento del Presidente di Confindustria in questa fase non aiuta, come dire, l'evitare di insorgere di tensioni sociali. Non si è mai vista un atteggiamento pregiudiziale come quello che stiamo riscontrando. Non a caso c'è tutto il settore dell'alimentare, dell'agroalimentare, che ha preso le distanze e quindi andranno al rinnovo dei contratti. E quindi l'altro punto è, da una parte il governo che deve assumere i provvedimenti onde evitare di tutela, di assistenza, dall'altra anche chi ha le responsabilità sociali come appunto Confindustria rinnovi i contratti e eviti di soffiare sul fuoco con battute che non servono assolutamente a nulla. È arrivato un messaggio, dopo la parola anche a Righetto, vediamo se riesco a rileggerlo, eccolo qua. Ci mette un po'. Tanto chiedo appunto a Righetto gli darò la parola. Come si fa a dire che siamo peggio di marzo? Guardate i numeri per favore, siamo in una situazione critica, sì, ma non peggiore. La gravità lo danno i ricoveri, non i positivi. Poi tra un mese forse sarà diverso, ma non ora. No, dicevo che era peggiore perché mentre a marzo ed aprile eravamo chiusi in casa, quindi la situazione, come dire, oggi, proprio perché vogliamo continuare a garantire il più possibile le attività economiche, produttive e sociali, le possibilità di propagazione del virus sono maggiori. È per questo che bisogna essere più attenti addirittura del periodo del lockdown, perché oggi i rischi di contagio, secondo il mio punto di vista, sono superiori e i risultati si vedono, sono aumentati. È vero che sono aumentati anche i tamponi e non siamo agli stessi numeri per quanto riguarda i ricoveri in ospedale o in terapia intensiva, però insomma cerchiamo di evitare di arrivare a una situazione più possibile. Dobbiamo lavorare cercando di prevenire una situazione che altrimenti rischia veramente seriamente di degenerare. Non è che io me lo auspichi, però insomma vorrei evitare di arrivare in situazioni di difficile controllo. Insomma, questo è credo un po' di buon senso, ecco, Righetto cosa dice? Sì, che purtroppo tutte le curve e le proiezioni di crescita che oramai viene definita esponenziale della diffusione complessiva del virus e conseguentemente, ovviamente non in tempi immediati, ma nei tempi successivi, di crescita purtroppo anche dei ricoveri ospedalieri e delle situazioni di patologia grave, sono molto preoccupanti, ed è proprio questo il motivo che deve portare a fare il massimo sforzo, con la massima collaborazione possibile, come diceva Fulvio, fra tutti i soggetti e i livelli istituzionali,
per mettere in campo tutte le misure di limitazione, di contenimento della diffusione. È vero che forse qualcosa di significativo si poteva fare prima, in questi mesi, nei mesi che hanno preceduto il possibile ritorno che tutti insomma ipotizzavano di una seconda ondata, però è inutile piangersi addosso, bisogna farlo adesso e metterli in campo adesso. Penso al rapporto fra scuola e trasporti, alle tante cose che stanno emergendo, che si potevano organizzare e programmare prima, ma sono tutti concordi nell'avere una forte preoccupazione rispetto a questo sviluppo esponenziale, ed è per questo che è necessario e indispensabile mettere in campo tutti gli interventi di limitazione e di restrizione parziali che tentino o che possano permettere, sperando che siano efficaci, di non arrivare di nuovo a una chiusura totale, che sarebbe devastante dopo mesi in cui si tentava con molte difficoltà di andare verso una ripresa, verso un rilancio, verso uno sviluppo dell'attività economica e produttiva. Vorrei aggiungere che, guardate, la tutela della salute non è alternativa alla tutela del lavoro e dell'attività produttiva. C'è un nesso, un legame strettissimo fra le due cose. Meno si interviene in termini di tutela della salute, di ridimensionamento della possibile espansione del virus, più si aumenta il rischio di una chiusura totale e di un allungamento dei tempi della possibile ripresa completa dell'attività produttiva e conseguentemente dei livelli occupazionali. Siccome la situazione è di questa natura, ribadisco, è estremamente necessario mettere in campo, fino a che durerà questa emergenza, per cui senza porre scadenze di fine anno o via dicendo, ma fino a che l'emergenza durerà, di tutte le misure di sostegno alle attività economiche che hanno un danno da possibili limitazioni e restrizioni, e di sostegno ai lavoratori. È vero, ci sono stati dei ritardi, noi come sindacato sulla cassa integrazione ci siamo mossi, abbiamo fatto tutte le pressioni necessarie a livello ministeriale per recuperare e per sanare questi ritardi. Ha ragione Fulvio nel dire però c'è stata un'erogazione straordinaria di cassa integrazione, come mai abbiamo visto in passato, milioni di casse integrazione ordinarie o in deroga erogate, il che non vuol dire che non bisogna fare tutto il possibile anche per le prossime mesi di erogazione della cassa integrazione, anche velocizzando e semplificando le procedure perché i lavoratori abbiano un sostegno al reddito nella misura più tempestiva possibile, perché vivono una condizione di grande e enorme difficoltà. Ecco, c'era un messaggio che era arrivato e diceva che... Sì, finisca pure il discorso. E su questo c'è una responsabilità anche delle imprese, perché alle volte i ritardi che si manifestano nei tempi di erogazione deriva da un ritardo nella trasmissione dei documenti che certificano la quantità effettiva di ore non lavorate, di ore in cassa integrazione da parte delle imprese, e anche su questo versante bisogna assolutamente migliorare. Allora, il messaggio che dicevo, usate dove volete che andiamo a finire se c'è gente che non usa le mascherine, verissimo. Poi nell'ambito familiare domestico c'è la maggior propagazione, per cui nipoti con figli, quest'altro, tutto un bel mix max, non si trovano a cena, si trovano a pranzo, si passano il virus lo stesso, tant'è vero che le trasmissioni familiari sono le più pericolose. Meditate, pubblicità, torniamo tra poco.